Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale gratis. Appena terminata 5 minuti fa la conferenza stampa di Antonio Conte e finalmente si è parlato di calciomercato, di tattica, di tante cose e finalmente posso dire una cosa però, caro Lombardo, c'è modo e modo di dire le cose. Ho capito che c'erano 100 giornalisti, però bisogna avere rispetto. Vabbè, è inutile che ti alteri e dici io ero il numero 30 a fare le domande, si arrivava massimo al 25esimo che faceva le domande e io sono sempre stato zitto. E vabbè, ma c'è modo e modo, caro Lombardo. Potevi dire, guardate, siccome ci stiamo mettendo troppo tempo, ovvero è durata più di un'ora la conferenza stampa di Antonio Conte, e Conte rispondeva tranquillamente a tutte le domande, bastava che tu dicessi, ragazzi, oggi non ce la facciamo, vi supplico, vi prego, la prossima volta vi do spazio a tutti quelli che non hanno parlato. Con calma, no? Si è alterata subito, cioè, sono cose brutte, Lombardo. Comunque, andiamo a fare la sintesi totale della conferenza stampa di Antonio Conte. Ve l'ho detto, è durata più di un'ora, noi la racchiudiamo in circa 10 minuti. Spinazzola, Rafa Marini e buongiorno. Sul discorso del mercato, così come per le altre cose, stiamo dando dimostrazione di avere una visione molto chiara sulle cose che bisogna fare. Dal punto di vista sul mercato, credo che sia giusto per un club come il Napoli operare sia per il presente che per il futuro. Rafa Marini è un giovane di buona prospettiva, lo stesso per quello che riguarda Buongiorno, arriva dal Torino, ma anche lui è molto giovane. Sono prospetti che ci auguriamo possano essere per anni le colonne del Napoli. È inevitabile poi che si ragioni anche sul presente, sul discorso dell'immediatezza per migliorare quanto fatto l'anno scorso. C'è stata una grande occasione per Spinazzola e l'abbiamo presa, stiamo facendo un buon mercato. Le scorie della passata stagione, inevitabile le scorie della scorsa stagione ancora non siano del tutto andate via, e questa è una cosa che io apprezzo, parlare sempre della passata stagione, quello che dobbiamo migliorare, quello che dobbiamo fare. Quindi questo a me va benissimo perché le scorie ci sono e io ve l'ho detto ieri sera, le scorie ci sono e non le abbiamo ancora tolte perché è così, guagliù. Per ciò che mi riguarda, ho cercato di mettere una pietra sopra quei ragazzi, concentrandoci su quanto serve per il prossimo anno. La scorsa stagione c'è stata delusione da parte di tutti, ma facciamo tesoro di queste esperienze e dobbiamo diventare gente più esperta da questo punto di vista. Quello che è stato in passato è giusto che lo si lasci in un cassetto. Però noi dobbiamo sempre sapere che in quell'eventualità della ripetizione di certi errori questo cassetto va tirato fuori e dobbiamo rinfrescarci la memoria. Bravissimo, bravissimo Antonio. Ho trovato dei giocatori molto responsabili, hanno capito gli errori che sono stati commessi l'anno scorso. Non dimentichiamoci che quando abbiamo vinto 2 anni fa abbiamo vinto tutti, club, calciatori e tifosi. L'anno scorso però abbiamo perso tutti, club, calciatori e tifosi. Ho trovato dei ragazzi molto responsabili che hanno fatto una riflessione. Penso di trovare dei ragazzi con più esperienza che vengono da un'annata più grande, da una grande delusione. Sicuramente un po' di delusione quando parlavano dell'anno scorso l'ho intravista nei loro occhi, e questa è una cosa. Caro Antonio, se vuoi intervistare noi tifosi, ti diamo dimostrazione della schifezza dell'anno scorso, non ti preoccupare. Aiù. Poi continua, Osimhen è molto carico e qui vi voglio, qui vi voglio. Penso che in questa fase, dopo che io ho firmato con il Napoli, la fase più difficile sia stata quella di allenare tutta la situazione, rimettere il club Napoli al centro di tutto. Questa secondo me è stata la cosa più difficile che abbiamo dovuto affrontare. Questa è la situazione che ci permette già di stare un passo in avanti. L'abbiamo fatto, merito sia nostro che del club. Io mi sono espresso molto chiaramente in merito alla mia visione. Difficilmente si può andare contro questo tipo di situazione. La cosa più difficile, quindi, credo sia stata appunto riallineare il club affinché torni protagonista. Per quanto riguarda Victor, stiamo parlando di un top player e di un professionista. Ci ho parlato, Victor sa benissimo che non è cambiato assolutamente niente rispetto a quanto ho detto in conferenza di presentazione. Victor sa di essere un giocatore del Napoli e deve avere il giusto atteggiamento, anche se magari questo tipo di accordo
che non sappiamo come andrà a finire. Ho trovato un ragazzo disponibile e che ha la voglia di lavorare. Conta il presente e quello che accade dopo è tutto relativo. E qui c'ha ragione, e qui c'ha ragione, perché fino a quando sei un tesserato del Napoli ti devi allenare, devi dare il 100%. Questa è una cosa giustissima che apprezzo di Conte, perché potrebbe dire vabbè, Victor tanto se ne va, che me la foto, Victor fatti la preparazione atletica da solo, fai come fa Gollini che è separato in casa con l'Atalanta, addirittura l'Atalanta sta facendo la preparazione, Gollini è stato lasciato a casa dall'Atalanta perché non è nel progetto tecnico. E voglio, c'è da vedere. Annullare il gap con l'Inter? In 2 giorni di lavoro è difficile annullarlo. Il gap dell'anno scorso è stato netto, 41 punti di distacco dall'Inter, 22 punti di distacco dal Milan, 18 dalla Juve e 16 dall'Atalanta. Per non parlare delle due domane che sono arrivate a 10 punti sopra di noi. Questa è la realtà dei fatti. Quando si fanno dei pronostici, delle previsioni, bisogna anche essere ragionevoli. Si rischia altrimenti di cadere in qualcosa, non dico di ridicolo, ma di non veritiero. Sappiamo che c'è questo margine di distacco rispetto all'anno scorso. Inoltre è andato via Zelinski, è andato proprio all'Inter, che già aveva 41 punti in più di noi. Non sappiamo come andrà a finire il nostro mercato, sapete tutti benissimo la realtà dei fatti. C'è un accordo che potrebbe farci prendere un giocatore forte, quello che ha fatto la differenza per lo scudetto. Se io fossi nell'agenzia di betting cambierei un pochettino le valutazioni. A me non fanno paura le previsioni o qualcuno vuole mettere pressione alla squadra con qualche giochino particolare. Lo accetto molto volentieri. Noi dobbiamo restare concentrati e far bene. Sappiamo che l'anno scorso abbiamo fatto un'annata assurda e ingiustificabile. Abbiamo fatto, non hanno, abbiamo. Cioè ragazzi, è questa la grandezza di Conte. Abbiamo. Noi Napoli. Ragazzi, questa è una cosa che vi deve entrare in mente. Noi è arrivato da un mese Conte. Noi. Cosa che Garcia non ha mai detto. Noi. Vabbè. Dobbiamo migliorare e tornare nelle coppe, possibilmente alla porta principale. Se oggi facciamo questo discorso diverso, mi dovrebbe internare, ed è giusto. Un ritiro tra la gente come quello di Di Mauro mi mancava ai tempi del Siena o dell'Arezzo, è stato l'ultima volta che mi era accaduto. Mi ha riportato un po' al passato, questo è l'inizio di ritiro a Di Mauro. Tra l'altro all'hotel dove alloggio io c'era già stato col Siena e in albergo c'è proprio una foto della squadra quell'anno in cui abbiamo vinto il campionato di Serie B. Conte, durante la presentazione parlai della gestione delle vittorie, vincere un trofeo o uno scudetto è molto diverso dal piazzarsi nei posti Champions. Quindi, quando vinci, scusatemi, ci sono molti oneri ma molti oneri. Bisogna sapere maneggiare con cura la vittoria, per tantissimi motivi. Gestire la delusione è poi anche difficile, ci può essere un eccesso in negativo. C'è stato un momento in cui tanta negatività in tutta la piazza, dai tifosi al presidente, il presidente è stato il primo ad essere molto deluso, l'ho visto profondamente deluso per quello che è accaduto l'anno scorso. Da persona di calcio che si reputa serio, sotto tutti i punti di vista, l'analisi che ho fatto era che non si doveva prendere e buttare tutto via. Ci sono dei valori che non possono essere spariti nel giro di un anno. Ecco perché il lavoro di riallineamento di tutti è fondamentale e il presidente qui ha svolto una parte importantissima. Credo che si sia instaurato un rapporto molto diretto dove io dirò sempre ciò che penso, e questa è una cosa che noi amiamo, caro Antonio, non ti preoccupare, ti amiamo proprio per questo, facendo il bene del Napoli. L'obiettivo era non distruggere tutto perché si rischiava di distruggere tutto e per via di un forte delusione. Cerchiamo di essere equilibrati. Ci sono cose di valore che vanno mantenute soprattutto se l'obiettivo è quello di restare ad alti livelli e non essere una meteora. Continua dicendo: sicuramente ciò che abbiamo fatto sul mercato aiuta, almeno nella mia testa o almeno nella rosa del Napoli dell'anno scorso, a trovare quelle pedine che possono essere importanti per il futuro. Il fatto di aver acquistato Buongiorno, giocatore molto ambito in Serie A, nonostante un appeal inferiore visto il 10° posto, ci deve dare la consapevolezza che anche dal punto di vista del mercato possiamo dire la nostra. Detto questo, stiamo facendo le cose nella maniera giusta. C'è stata molta chiarezza, voi sapete benissimo che ho chiesto al club, ho chiesto chiarezza
Noi non cambieremo la nostra strategia, saremo la quinta e la sesta squadra col monte ingaggi e investiremo i soldi che eventualmente entreranno nelle casse per fare acquisti. Non cambierà il modus operandi del Napoli Calcio. Ho visto le opportunità di fare buone cose e rimetterci in carreggiata per fare cose importanti. Di Lorenzo e Kvara, il presidente mi aveva promesso che questo ed è stato così. Un grande merito va anche al club, qui fa gli elogi, va bene. Ribadisco che il club in questo è stato molto bravo, fa gli elogi ad Aurelio De Laurentiis. Dal punto di vista tattico lavoreremo su vari schemi che possono essere sia la difesa a 4 che a 3. Nei dati era emerso che eravamo l'11ª peggior difesa, speriamo si possa fare meglio ovviamente. Abbiamo fatto un tipo di mercato in funzione in questa idea che si possa giocare sia a 3 o a 4. Non dimentichiamoci che abbiamo Libera che io vedo anche da braccetto di sinistra e anche a 4 da terzino sinistro. Lo stesso Di Lorenzo può giocare sia come difensore centrale a 3 o come esterno di fascia. Cercheremo di valorizzare le caratteristiche dei calciatori dando spazio alla qualità di Kvara, Politano, Linston e Ngonce. Cercheremo di attaccare in una maniera determinata. Poi parla del centrocampo, lo dico senza mezzi termini, credo che la coppia Lobotka-Anghissà sia una delle coppie più forti in assoluto che oggi ci sono anche per giocare a 2. Detto questo, ho avuto modo di vedere Anghissà, dietro di lui e Lobotka abbiamo Cajuste, occhio a Cajuste, io ve l'ho sempre detto, deve essere bravo a tirargli fuori un po' di cattiveria, è un ragazzo che ha delle potenzialità importanti sotto tutti i punti di vista. Foroluscio lo vedo in quella posizione, può diventare un centrocampista importante. Ci dovrò lavorare ovviamente, c'è un'idea, c'è una visione, è inevitabile poi che durante questo ritiro e durante il prossimo io debba fare delle valutazioni su certi giocatori. Mi è stato chiesto di fare delle valutazioni, le farò di mia spontanea volontà, se vedrò delle situazioni da correggere. Lo stesso Catano sono curioso di vederlo, capisco che poi ci sia la voglia da parte di alcuni ragazzi di volersi mettersi alla prova, capisco tutto, però cercheremo di fare delle valutazioni e questa è una cosa dal mercato in questo momento, avendo da visionare ancora Folorusso, non c'è previsto un centrocampista. Dovesse uscire poi qualcun altro faremo delle valutazioni. Allora, partire bene da morale e da fiducia, anche se in vita mia ho visto squadre partire a razzo e alla fine si mette a ridere. Non è una questione di entusiasmo, è una questione di lavorare bene e fare le cose per bene, creare qualcosa che sia strutturata per un'intera stagione. E questa è una cosa che chiediamo in molti, non fare una partenza a razzo e poi perderci. A metà strada perderci, quindi Conte lo sappiamo com'è Conte, non ci perderemo a metà stagione con Conte. Oriari l'ho conosciuto in nazionale quando era stato proposto la sua figura dal presidente Tavecchio. Devo dire che dopo 10 minuti di colloquio ho detto al presidente che era lui la persona giusta. Siamo partiti insieme in nazionale, poi mi sono andato al Chelsea, ma poi all'Inter l'ho riportato con me. Una volta arrivato a Napoli ho chiesto che mi accompagnasse in questa esperienza. Lei era una persona che poteva pure starsene a casa sua, con i nipoti, con le figlie, e invece ha accettato di buon grado e grande entusiasmo di venire a Napoli. È il mio braccio destro nella gestione, anche con i calciatori io chiarisco bene qual è la posizione sua. Ha scritto la storia del calcio, una persona molto conosciuta che sa come fare con i dirigenti. Poche parole ma tanti fatti, come piace a me. È una figura che mi aiuterà con i ragazzi al campo, ma anche con i dirigenti e al presidente. È una persona per me molto importante. La cosa che mi ha fatto piacere è che è venuto ad accompagnarmi con entusiasmo in questa sfida. E poi vabbè, Raspadori e Lindstorm, poi va a finire la conferenza stampa, ha detto Lombardo, troppe domande, troppe di qua e troppe di là. Ma è una conferenza stampa, sto Cristiano che deve fare? Se non sbaglio hanno fatto una trentina di domande, ma c'era quasi 100 giornalisti, c'erano quasi 100 testate giornalistiche, sono tante, sono tantissime, Raspadori e Lindstrom, per quello che mi riguarda, Jasper, io l'ho incontrato in Champions League col Tottenham e lui giocava nell'Eintracht. Lui faceva una delle due sottopunte, quello che dicevamo noi da tanto tempo,
e stando dietro o allargandosi in fascia. Cercheremo di rispettare le sue caratteristiche come per tutti gli altri. Per ciò che riguarda Giacomo, per me lui è un calciatore che nelle costruzioni con cui stiamo lavorando sicuramente non può andare in fascia, può essere uno dei due sottopunti. Cercheremo di mettere in gioco i giocatori nelle migliori condizioni, privilegiando le loro caratteristiche. Voglio delle risposte forti da parte di tutti. E qui termina poi la conferenza stampa. Poi dice l'evoluzione di Di Mauro nei corsi di 15 anni, di qua e di là. E qui termina la conferenza stampa di Antonio Conte, che è durata più di un'ora. Volevo fare i complimenti a OneFootball perché una diretta che si è vista bene, non si è mai bloccata, zero lag, qualità video ottima, canale Lega Serie A. Ma non è che dopo si affidano poco a OneFootball per mandare in streaming qualche partita di Serie A? Per sfizio, per sfizio. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao!